Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG, lo spazio dedicato alle notizie ed eventi in Friuli Venezia Giulia. Parliamo subito di eventi, iniziamo dal Generali Convention Center di Trieste, dove si sta svolgendo la seconda edizione del Selecting Italy, questo importante evento di sistema per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia. Sono 2 giornate di confronti, tavoli di lavoro, momenti di formazione in cui le regioni incontrano gli stakeholder, il mondo accademico e le istituzioni. Trieste diventa capitale degli investimenti, una vetrina per presentare le opportunità territoriali che il nostro paese può e deve rappresentare a livello internazionale. Attrazione, investimenti esteri e catene regionali del valore, questo è il tema di questa seconda edizione organizzata dalla Conferenza delle Regioni con la Regione Friuli Venezia Giulia. Ne andiamo a parlare subito insieme ai protagonisti, con noi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il governatore del Veneto Luca Zaia, gli assessori anche del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolenna, Antonio Marano, presidente dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio del Friuli Venezia Giulia. Riteniamo che averla collegata meglio con tutte le nuove rotte che l'aeroporto offre oggi è un'ulteriore dimostrazione di quanto importante sia la connettività di un territorio per la sua competitività. Di possibili collaborazioni sempre ne parliamo con il collega amico Fedriga. Dall'altro devo dire che per noi è strategica questa idea di attrarre investimenti, provenienti sia che il Veneto poi ne ha fatto anche tesoro di quello che è accaduto. 5.300 imprese partecipate multinazionali straniere in Veneto che rappresentano più o meno il 9% di quello che accade a livello nazionale, ma soprattutto ricordiamoci che queste imprese partecipate da capitali stranieri in Veneto danno lavoro a quasi 150.000 persone, 149.000. La Regione Friuli Venezia Giulia con le sue istituzioni scientifiche non solo ha collaborato alla creazione di Leonardo del Cineca, ma è uno degli hub importanti del nostro territorio nazionale. Abbiamo tanto da offrire, bisogna metterlo, farlo conoscere e a valore comune, nel senso che la sinergia fra regioni, con le aziende di ogni regione, con le specialità che hanno ogni regione messe a sistema possono dare far diventare l'Italia più importante di quella che è. Stiamo cominciando ad assistere anche, ed è un percorso appena iniziato, al ritorno a casa di talenti italiani andati all'estero o stranieri che scelgono, giovani stranieri che scelgono il Friuli Venezia Giulia come regione dove crescere da un punto di vista professionale, perché no anche regione dove far crescere la propria famiglia. Noi adesso facciamo una missione specifica per il Friuli Venezia Giulia perché siamo regione d'onore quest'anno, quindi iniziamo con incontri tra le imprese italiane e le imprese statunitensi che si svolgeranno a New York, poi farò un incontro bilaterale con il governatore della Virginia, non soltanto la Virginia, penso per esempio un altro che penso vedrò prossimamente sarà il governatore del New Jersey, perché è uno stato dove la logistica è fortemente sviluppata e poi andremo avanti penso anche con altri stati, così da dare maggiore opportunità e una piattaforma da utilizzare per le nostre imprese e quindi dare questa possibilità di crescita. Basti vedere l'enorme aumento che c'è stato per esempio di investimenti statunitensi in Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni. E adesso parliamo di sport, vi ricordo che con il Selecting Italy potete collegarvi anche sul sito della Conferenza delle Regioni. Parliamo di sport e di corsa da Lignano a Bibbione. Il prossimo 30 giugno debutta la Over Borders Half Marathon, appuntamento di corsa vicino al mare, si correrà a cavallo tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, partendo da Lignano Sabbiadoro, arrivo a Bibbione per la classica anche mezza maratona FIDAL sulla classica distanza dei 21,097 km che collegherà le 2 rinomate località balneari a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ne andiamo a parlare insieme all'assessore di Lignano allo Sport Giovanni Iermano, insieme all'assessore di San Michele al Tagliamento Nicolino Biasin. 30 giugno 2024, prima edizione di Overborder Half Marathon, la mezza maratona, quindi 21,097 km che andrà a unire Lignano a Bibbione. La partenza è prevista a Terrazza Mare per poi arrivare con un percorso che si dipenerà verso le località più importanti e gli scorci più belli tra Lignano e Bibbione, con l'arrivo poi in Piazza Fontana a Bibbione. Partenza e via per tutti i nostri atleti, attiva un bus navetta, il trasporto delle sacche, grande festa in partenza, grande festa in arrivo, vi aspettiamo. L'idea è partita più di 1 anno e mezzo fa,
e a noi è piaciuta subito e ci siamo subito adoperati per cercare di realizzare questo ambizioso progetto. Un progetto, come diceva Flavia, che unisce due località legate al turismo, ma che in modo sano riescono sempre a proporre cose nuove e soprattutto in questo caso un'unione importante, perché dopo il passo barca che unisce le due località, Lignano e Bibione, questo evento farà davvero da traino per futuri anche eventi che potrebbero proporsi. Ecco. Come diceva Giovanni, noi abbiamo già in comune il passo barca, ma non abbiamo in comune solo il passo barca, abbiamo in comune anche la spiaggia, il mare e il nostro ambiente. Metterli in correlazione questi elementi secondo me può essere un'arma vincente, al di là del confine tra due regioni. Quindi questa manifestazione significa anche, come il titolo stesso, Overborder, significa anche superare certi limiti che tante volte sono solo mentali. Troverete tutte le informazioni anche sul nostro sito radio.0.it per questa manifestazione dedicata allo sport in Friuli Venezia Giulia nel vicino Veneto. Chiudiamo a Trieste perché sono stati presentati gli interventi di riqualificazione dell'area del Colle di San Giusto e la fine degli interventi di piantumazione. Ne parliamo direttamente insieme all'assessore comunale alle politiche del territorio, Michele Babuder. Oggi abbiamo avuto il piacere di presentare gli interventi realizzati dal Servizio Verde Pubblico nell'area del Colle di San Giusto, volti prevalentemente alla sostituzione di cipressi che erano ormai purtroppo malandati nel corso degli anni, ma che anche, benché avessero assicurato per decine e decine di anni il loro arricchimento, sono stati sostituiti 2 filari per un complessivo di 23 alberature e al contempo è stata ripavimentata e sono stati riposizionati i masegni e il piano di calpestio. Lavori eseguiti di concerto con la soprintendenza che dalle sue risultanze e dai propri approfondimenti ha peraltro potuto arricchire quello che è il patrimonio di conoscenza storico-architettonico dell'area. Ed è tutto quindi per questo nostro appuntamento con Info FVG. Continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social e qui sulle nostre frequenze per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi eventi e aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia.